Allora io spero, vediamo se riusciamo a contattare o riesce a contattarci Max Biraghi. Io vedo una telefonata in linea, non so se è la sua. Pronto? Ebbene sì, dovrebbe essere Max Biraghi. Pronto? Siamo ancora vivi? Pronto? Eccoti qua, stavo raccontando le tue avventure con la doccia e il sacco a pelo. Sì. Allora io adesso ho messo la sveglia, ripeto, qui abbiamo sempre un'ora di anticipo, quindi sono le 7:34 minuti, lo dico perché siamo in perfetta diretta, e mi stavo dicendo qualcuno che doveva andare in bagno, avendo un bagno in comune, abbiamo praticamente dormito in due alberghi. Ok. Scusa Max, visto che in studio c'è il vicepresidente della Regione Veneto che è assessore al turismo, mi diceva che i prezzi lì sono competitivi, 8 euro la stanza. Sì, ci abbiamo dormito noi, però con il bagno in comune adesso comunque 8 euro a stanza sono effettivamente competitivi. Il generatore della corrente è stato spento a mezzanotte e riacceso 5 minuti fa, per cui chi doveva andare nel bagno comune si arrangiava come poteva con la pila, insomma, vabbè, chiudiamo questa parentesi. Siamo al confine tra il Marocco e la Mauritania, noi vediamo la dogana praticamente a 50 metri, le dogane qui aprono in teoria tra le 9 e 9 e mezza della mattina e le 4 del pomeriggio, dipende da quanto hanno voglia di lavorare i funzionari. Ci saranno una ventina di automobili davanti a me, ovvio che poi le foto le vedrete, e stiamo aspettando che apri la frontiera alle 9, e quindi tra un'ora e mezza, e soprattutto che arrivi la guida con la scorta armata per poi farci attraversare tutta la Mauritania.